Sì, bella Anna Lucia. Tutto in diretta. Come sto stendendo, Mi si sapete. Non fa niente. Sì. Buongiorno. Lo Sud, noi siamo famiglia lo Sud. Mi piace? Assai. Vai. E sorda, sapimmo gamba senza sorda. Ma questa era la Claxon Record. La mia canzone preferita, la mia sigla, quella che mi accompagna tutti i giorni, quella che... bravo. Sì, chi sei? Ma ti faccio vedere che succede a Ciao Anna. Buongiorno, ciao Gianni. Dov'è il ristorante? Come stai? Tutto a posto stai? No, però... quartiera. E a che ora già venì? Fammi capire. Gianni, tengo 4 cantanti in terra, quindi vi devo venire. Non posso venire. Un po' venire, ma che stai dicendo? Ma ti Anna Lucia? Sono io. E da ora insalata, sto venendo. Vieni tu, ti faccio passare innanzi, vai, vieni. Ciao. Buongiorno Napoli. A tutti. Buongiorno allora. Napoli, in compagnia il mio amico degli anni 90, o compagni miei degli anni 90, che ha maggio cresciuto perché era proprio una creatura. Chiatti, che capelli lunghi. È vero, non dice nulla di strano. Mo' è diventato un ometto, un bello ometto, molto affascinante. Stamattina ho messo mi piace su quella bella camicia proprio a home. Non l'ho vista. Ma sì, alla camicia di ieri. La camicia da ieri è stata bella sestimata. Ieri era proprio una cosa da signori, capito? Dovevo. E mo che buonisce che si è venuta così alternativi. Io sarei andato così ieri, però sai com'è? Posso dire la parolina, ma chi stai proprio uno stupido. Ma io con te mi posso permettere come? di stare. Come? Ti puoi permettere tutte cose? Di stare a casa mia, voglio dire. Infatti. Allora, come va Anna? Anna, Gianni, tutto a posto, bene, tu lo sai che si sta lavorando. Meno male, abbiamo fatto Viva alcune Dio. Cose. Grazie a Dio, gloria a Dio. Ma vedi quando metti gloria a Dio te mattina? Ma quella è la cosa più importante, avere fede. Come lo invidio, lo sapete perché? Perché tiene che la rendatura favolosa, favolosamente favi. Io ebbi un cazzottone qua e poi me la sono rifatta. Ma che giusto che stava facendo? Mi viene che alla fine manco la dai una verità, rispondi al telefono. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto, Presidente, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Anna, sì. Sono sentita quella di prima. Quella di prima, ti passo Gianni Fiorellino, mentre che io mi faccio un selfie con lui. Ciao, buongiorno, non ho capito il tuo nome però. Naomi Tavolla. Naomi? Sì. Naomi, bene, a dai. La Campbell di Volla ci abbiamo. Sì, tutto a posto, aspetta, sono impegnato in una... Vai. Ero impegnato in un selfie. Dobbiamo mettere subito, hai capito questa? Senti Naomi, tu ti selfie ogni tanto a te stessa, stessa certo, te. Certo. Brava. E allora, hai sentito il sottofondo Matrimonio Napolitano? Vai regia, fa la mia sì. Una canzone del 99, mamma mia. Hai capito? Pino era il fonico di questo disco. Iva Cascalatte cose belle. Pino l'ha fatto questo disco. Pensa un po'. Sapim gamba Gianni Come l'abbiamo registrato? Su Yadat mi pare questo disco, se non ero. Sì, su Yadat. Favole, Se qualcuno si sposa e vuole a Gianni Fiorellino, alle loro mozze dovete chiamare la Buonavolta Music. E sicuramente arriva. Vai, giù, vai. Senti. Ma quando a matrimonio si fanno in dananna per sti quartieri. Questa è la vera però, è l'autentica, Ma che sia mia originale? No, questa è originale pure essa. Ho fatto uno spot della mia agenzia che me l'ha fatto Pino Fontana e sotto abbiamo messo questa sigla, non me le vogliate perché... No, ma quale onore? Che onore! Quello è tutto apritallo. E poi vanno dicendo che i vestiti miei sul mercato l'hanno accattato 200 della città. Non fa niente, fallo dire quello che vuoi. Allora, io in diretta ti dico che tu sei sempre stato un bambino prodigio, sempre. Grazie. Da quando ti conosco da piccolino. E ci sono rimasta molto ma molto contenta perché hai un gruppo alle spalle e fai uno spettacolo per chi non conosce, perché oggi c'è la nuova generazione, non conosce il tuo spettacolo, non conosce Gianni Fiorellino alle feste come si presenta. Hai capito? Tu lo sai, no. Noemi? Vabbè. Noemi? Naomi, no Noemi, Naomi. Scusami Naomi. Vabbè, senti, una richiesta, dai, dici qualcosa che vuoi sentire. Allora, sì. Forte basso. E ti vorrà piacere. Va bene, allora una delle tante che passeranno a Lucia te la dedica. Anna. Bella. Guardate il capo. Cioè, poi ma qua che ci favole, poi qua favole che dire? Favole
È un altro successo. Ma sono tutti tuoi questi? Sì. E a me come dai? Non ti preoccupare, metti coppa, roba, facciamo, non ti preoccupare, metti. Belle i buste. È lo sponsor, è il Sono mio belle le sponsor. Belle? Bello, complimenti. Lo sponsor che mi ha vestito con gli occhiali. Favole, Gianni, da ricordo Favole. Chi si scorda Favole? Favole è il mio colosso, diciamo. Pensa che è più famosa Favole che ricomincerei che è andata a Sanremo. Incredibile, eh? Favole per tutte le favole, per tutti È gli magica, è innamorati. Lei ha stregato il cuore. ma tu ti ribella. Quella brutta strega un giorno te la Regia, lasciatemela come tappeto. È bella questa. Questa qua. 081-0102-352. Fiorellino, cosa c'è in progress? Pronto? In progress quando? Adesso? A te, dopo parla a me. Sì. Pronto, Fanno chi belle sei? cose. Pronto, buongiorno amori miei, buongiorno Idola. Claudia! Essa. Allora io sono convinto che se do il numero di telefono a Claudia non dormi più a notte. No, infatti, che le mi ha fatto a me. Non è vero. Ma tu oramai sai che sono il tuo incubo positivo. perché No, sei per il mio carità. incubo, il mio numero uno. Non sei un incubo, sei una bella apparizione, è diverso. Che incubo, anzi. Ti saluta mia sorella. Amica mia, Saluto. guarda che ti dedichiamo a noi, vai regia, vai. Bella questa, bellissima. Ma tu e tieni sti CD originale, amica mia. Anna Lucy, allora, io per la sorellina numero Allora ti manca solo il numero di telefono e quello te lo do io. Oh, che trovate come fa? purtroppo lui non me lo dà il numero. Saluta tua mamma e dai un bacio a Bacia Angela. mamma, Allora, mi senti un attimo, mi senti un attimo? Sì, ti Io sentiamo. volevo fare un saluto Vai. a tutte le sorelline in ascolto. Bene. Marianna con la mamma, Nanni 83 e se possibile ascoltate I Love You Ti Amo e se la dedico. Regia, Sì, preparatemela assolutamente questa sì. qua. I love you, ti amo è la canzone Ti dell'estate. voglio bene. Ti voglio Claudia, bene un anche io. bacio. Ciao Claudia. Ciao amore, un bacio a mamma, ciao. Ciao. 081 0102 352. Fiorellino, Che ma personaggio. hai visto? Ma quanta... Buona volta music. ma mai con te un personaggio, guarda, comunque ti giuro, tutto il tratto della notte fino a quando siamo partiti da Milano per venire a Napoli non abbiamo fatto che parlare di te e dell'esibizione tua. Ma meno male. Che meno avuta, male. guarda, veramente Sono contento che sono rimasto ho visto impresso. i tuoi musicisti sono proprio compatti con te. Sì, cioè, sì. c'è proprio un fatto musicale proprio. Due di loro suonano, uno il batterista suona con me dal 99. E forse figurati. lo guaglione con la chitarra, pure lui è Poi maestro. sono tutti quanti insegnanti. Tutti insegnanti, tutti sì, molto sì. bravi, sì. Infatti me l'ha detto Ida, dice anche il tastierista è un Tastierista insegnante. pure bravissimi. Insomma, sono tutte persone che in Campania sono Ah, boh, ma tu quotate. sei stato sempre un buon guaglione, voglio No, dire. ma io cerco di contornarmi di un gruppo E di poi persone. sei un musicista con tanto di, diciamo, Vabbè, mi diverto, dai, mi diverto. O tieni mi il diverto, diploma? mi diverto. Sì. Ah, sì. Quello vero, però. O vero? Ah, Quello vero. Ma vi dia diretta, aspetta. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sono Francesco da Caivano. Francesco da Caivano, ti passo Gianni Fiorellino, buongiorno. Ciao Francesco. Ciao Gianni, Come stai? Una tua canzone. Quale? Sto bene. Quale? Tu ne sei uno. Va bene. Tu ne sei un regia, se la facciamo ascoltare questa pillola così la dedichiamo tutta per l'amico. Anna Francesco. Uè, dimmi amore. Anna Lucia ti aspetto a Caivano il 1° giugno. C'è un concertino qua e sta finito parecchi cantanti. Ah. Io ti vieni a fare una camminata. Tesoro, io magari mi vengo a fare una camminata, però prossimamente chiama un po' pure gli artisti nostri per organizzare qualche concertino. Con Ida, con Fiorellino, hai capito? Vedi tu. Va bene? Il mio numero è 338 99 50 688 e organizziamo qualcosa anche a Caivano. Va bene tesoro? Questa canzone è tutta in dedica per te, tu ne sei uno. Bacio Francesco. prendiamo- Questa canzone è stata una rivelazione, devo dirti la verità. Sì, eh? Non è che non ce l'aspettavamo, perché io e Casaburi quando l'abbiamo scritta
una percezione l'abbiamo avuta, però Questa è quella là quando entra in chiesa con la musica sì, della chiesa. è stata... Questa piace pure alla mamma di Ida e la sorella di Ida. Lo so, mi scrivono sempre Ti su scrivono Facebook. che piace tantissimo. Devo dire che è stata una grande rivelazione che mi ha dato una grande mano quest'anno questa canzone. E io credo sempre che le canzoni siano il segreto dei cantanti. Hai Bravo. voglia di fare quanta pubblicità vuoi tu, però Bravo. devi avere una grande canzone Una grande per canzone. avere successo. Perché poi è altrimenti... difficile già a 3 canzoni, madonna, già lo mi so, parlate lo so, lo so, però quando si vuole con un gruppo di persone giuste le canzoni si trovano, voglio dire, se tu vai da Tu un grande stai scrivendo architetto, una canzone. io sto pensando per la tua cantante. Per farla Non ti insieme preoccupare. tutti e due, abbiamo a fare perché Quando mi vieni a trovare è sempre tanto, Zuccariello però. dice i soldi, non ti preoccupare che i soldi. Che stiamo garantiti. Zuccariello, se non è trime e facci masci, però pavamo pure rabbit, non ti preoccupare. Ma noi Ma debiti... insomma ce l'anticipo tu i soldi. allora stiamo a posto. 081 0102 352, io alzo la cornetta e vedo chi ci aspetta. Pronto? Guarda là, va, che capo che tiro. Buongiorno, Sicuro con chi questo. parliamo? Con Maria da Castelvolturno. Maria da Castelvolturno, buongiorno, ti passo Gianni Fiorellino. Ciao Maria. Maria. Ciao Gianni. Oi buongiorno. Mari, quando sono Buongiorno, perse Gianni. per te. Buongiorno. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, a te tutto bene? Vedo che pure tu sei sempre incollata ai televisori, brava. Certo, Brava. certo, mi fa C'è piacere stato un sentire. periodo nella musica napoletana dove le televisioni, le trasmissioni non erano più tanto seguite, devo dire la verità. Sì. Poi da un po' di tempo qualcuno si è inventato, come Anna Lucia, dei progetti un po' più freschi, vedi, anche Qualcosa di l'impostazione, le nuovo, cose. capito? E allora è ritornata la moda delle Però TV comunque c'è anche chi napoletane. ascolta la radio che No. insomma, Sì, che ma la guarda, radio- io qualche anno fa ho avuto la sensazione, anche se non Gianni. registravo dischi in napoletano, ho avuto la sensazione che non andasse più di moda, devo dire la verità. Cioè, quel tipo di mondo era complicato. Invece, negli ultimi tempi riscopro invece che c'è stato un altro grande boom. Quindi, Maria, bello. tu ci segui sempre tutte le mattine? Sì, tutte le mattine. Bravo. Maria, allora ascolta questa canzone che è sempre di Gianni Fiorellino, che te la dedico a te e a tutte le persone che abitano a Castelvolturno, a Pineta Maro, Villaggio Coppi, insomma tutto il litorale, ok? Guarda quanto è bella. Lucia. Uè, tesoro. Vorrei dedicare a Claudia, sua mamma, da Mondragone. Va bene, allora la dedichiamo per Claudia questa. Sì, grazie. Non ti muovere, Maria. Che sera è Saluta stata bella, Mariana, Gianni. Ciao, un bacio a Mariana e a te, Maria. Ciao, grazie. Buona giornata a voi. Bacio. Grazie. Una maglietta verde, una faccella come una pubblicità. Un cuore che finestra aperta, capuri tra sette senza ci bussare. Girano come gira sola, e si fermava solo per f'amore. S'arrubava il cuore e se no se ne tornava a girare. Teneva pelle come un latte in dei posti belli dell'intimità. E dinta una cabina rotta, quel suo corpo nudo mi faceva Regia, mettiamola come sottofondo. Gianni, tu hai fatto sempre gli arrangiamenti che comunque ti trasmettono adrenalina e poi sempre con quelli belli pad, quelli in musica Corpose. Ma qual è il segreto? io Non dici questo segreto? Io vero? nasco arrangiatore, cioè nasco musicista, non ero Eh. un cantante. Allora ho cercato sempre di trovare un mio Poi suono. sente proprio carnale, capi, ci sta. compatto. Però non è che mi limito a dire vabbè questo è un pianoforte, per dirti va buono sto suono, non è mai così con me. Cerco sempre di trovare il giusto equilibrio tra i vari suoni che si mettono in un arrangiamento. Senti, E le scritture non è che faccio suonare tutto sempre, tutto a ogni posto. Ogni cosa deve suonare a modo proprio, insomma, e deve avere una dimensione. È così che tu senti la batteria bella presente. vero. E ci sono non sono segreti, sono delle competenze, voglio dire. Bravo, perché ci questo sono ho dei trucchi, sentito. la musica non è un trucco. Veramente, Pino, io l'ho seguito, che siamo stati domenica, che siamo stati insieme a Milano, che hanno organizzato una cosa dei suoi amici a Milano e è andato Gianni Coida. Ho sentito proprio questa cosa, ma pure dal vivo. Su fatti carnale insieme, musica. Ci ma no, ma io ci sono nato fatta quando ha suonato il suo gruppo. Ma è sacrificio, tesoro mio. lo so, sacrificio, amore, è lo so, sacrificio. lo so. Tanto sacrificio. Tanto sacrificio. Allora 081 0102 352, chiamate in tanti, io alzo la cornetta e vedo chi ci aspetta. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Anna Luciano. Anna, ti passo Gianni Fiorellino. Ciao Anna, da dove chiami? Da Sant'Antimo. Sant'Antimo, buongiorno a te e alla tua Buongiorno famiglia. a te. Dimmi tutto, cara.
puoi fare ascoltare un brano dedicato tutto per mio cognato Luigi con un forte un presto ritorno a casa perché è ospite dello Stato. Qual è la canzone che vogliamo dedicare? Se mi potresti fare una dedica perché mia sorella non può chiamare, Sì. Anella da Mondragone, una Sì. bella canzone d'amore la dedica a tutti e due. Va bene, mo ci penso e scegliamo una canzone Poi bella. a me mi dedichi Bella. Va bene, Bella, ok, bella. a posto. Bella Ora pure, la facciamo partire. è una bella canzone. Grazie per la telefonata, tesoro. Grazie, Anna Lucia, un bacio. Ciao, un bacio Ciao, a Anna. tutti voi, un presto rapidissimo ritorno a casa per tutti gli ospiti dello Stato, per tutti gli ammalati, per i bambini, mi raccomando, per i bambini e anche per le donne che insomma su fatte che vattene i femmine. Gianni, io napolitanamente sto chiedendo troppo un frego con questa cosa, perché dico io, quando uno non ci va più d'accordo, basta che esista il divorzio, basta che esiste che ognuno prende la propria strada. Io ieri a Corso Umberto su un motorino, io stavo in macchina con mia figlia Valentina, ho visto sul motorino lui davanti, la moglie dietro e il bambino in mezzo. Allora, prima gli ha dato tanti di quei schiaffi alla moglie, o creature che chiagnevi, mule fermate, lo giuro. Mia figlia Valentina diceva, no mamma non ti ferma, non ti ferma. Ho detto, guarda, tutti gli sbagli che lei ha potuto fare, però non si fa questo, perché è una donna e poi c'è un bambino che vede la scena, quindi smettetela di picchiare le donne, se non andate d'accordo ognuno piglia la strada solo. Ma guarda, è un argomento durissimo. Mamma questo. mia, Io Gianni. penso che la violenza innanzitutto non solo sulle Ma donne, non sulle donne, sui sia, bambini, sia sugli da uomini. bandire, da Poi ognuno di non noi. ci azzecca niente nel tuo programma, no, però non ne ho vero, no, mi no, sono anzi, sentita un argomento ogni tanto di giusto dire, bisogna sì. trattare. La violenza chiaramente sui bambini o sulle donne è quella che fa ancora più male, no? Fanno tutte male. Qua stanno gente, però, va bene, figli fanno tanti ma tanti sacrifici, spendono soldi e insomma e qua poi alla fine li ammazzano, li picchiano. Vabbè, sai lasciamo cosa stare. penso io? Che Sì. mo dico una cosa un po' dura, però io penso che se lo devo dire, che sono uno Dici, che pensa dici. sempre. Questi sono i veri delinquenti. Chi sei per delinquente? Questi sono i delinquenti che ce li hanno nel DNA È proprio. vero, è vero. Questi qua sono quelli là che nella propria casa costruiscono una dittatura che non esiste, non è Vero. concepibile. Capì? Io sono l'uomo, tu sei la femmina, tu sei la schiava, io comando. No, che Questo è resta? il vero delinquente. Sì. Questo qua è un problema proprio di base, però non ci puoi fare nulla ci può perché fare niente. la testa, l'ignoranza arriva Sì. oltre ogni cosa. È vero, è vero. Quello è il problema. 081 0102 352. Questa canzone è tutta in dedica per l'amica che ce l'ha richiesta, che andava in dedica per suo cognato e per sua sorella. Alziamo un po' regia così la facciamo ascoltare. Bella, perché sei troppo belli, non ce la posso fare. Tutto male rumore per quando mi sente passare. Grazie regia. Senti la pancia dei suoni, senti. Mo mi fa fissare una tavola. Senti, e poi ti faccio vedere. E io voglio scoprire il suo segreto. Non ti preoccupare, Ah. settimana prossima Mi fa inauguro scoprire. finalmente lo 05 E Digital mi Studio. fai vedere come fai tu, qua, questi suoni che stanno tutti insieme e si sente carnale. Ci pensi, non ti preoccupare. Tu parli italiano, fammi parlare a me napolitano, non ti preoccupare, però si discute con questi napolitani, bello. No, ma perché hai detto qualcosa in italiano? Ah, bravo, ok. a Ho posto. cercato di tradurre in italiano. Bravo. Alzo la cornetta, pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, amore mio. Amore mio, passo a Gianni Fiorellino. Ma mi sa che eri tu l'amore suo, però. Grazie. Lo passo. Ciao, chi sei, amore suo? Pronto? Ma anche tu sei il mio amore, Gianni, buongiorno. Che bello, come ti chiami? Grazie da Sono San Giovanni. Da Santa Chiara, sono la cugina di Ida Rendano. Ah, scusami, ti avevo scambiato per Grazie da Santa Chiara. Ciao amore, ciao. Ma tutta la famiglia Rendano, io credo che sia una delle famiglie più per bene della Campania, senza offesa ai presenti. Veramente. Gianni, Dimmi. e cosa diciamo a fare? Amore, però devi abbassare il volume del televisore, Sì, altrimenti non si capisce niente. ok. Sì, sì. Va Allora, bene? Gianni. Sì. Bella, dimmi. Ti auguro tanti auguri per questo album che hai fatto perché è bellissimo. Ma te l'hai Grazie, cattato cara. l'originale? Io anche a volte dentro con altre trasmissioni. Amica mia, l'originale l'hai comprato? cosa si fa, Anna Lucia? Chiama, solo Ma originale. che poi per quello che costa, Sempre. figurati. Bravo, sì, sempre. sì. Allora, qual è la canzone che ti piace di più? Gianni, sei bravissimo. Grazie, E cara. sei troppo fresco della Ciariscia. Hai visto? E tu hai detto, non ci belle, non è che lei l'ha confermato. Però si Hai troppo visto? fisca e si bella. Non carnale,
come i musicisti suoi, carnale, hai capito? Stata risa Anna Lucia. Quando una cosa ci sta, non è che Quando uno può. uno è bello è bello, quando uno è bello è bello. Guarda che è un frischezzo, ha 30 anni e sì. portati bene. Guarda qua. Ma mi sta sfuttendo io. Ma la Giarisa è troppo fresca. La D'Urso delle nostre televisioni. Non lo dici. Spero che non ti abbia offeso, no? Ma quando mai? La D'Urso è una grande signora della televisione. Infatti, io ho un sogno, la vorrei conoscere. mo Me la vedremo fai con mamma conoscere? fa. Non ti preoccupare. Ok, va bene. A quando matrimonio ci stanno, bravo, che sai? Anna Lucia. Aspetta, ma rimaniamo in lascia. Tutta in dedica per i napoletani e per tutto il sud. Lo sud, noi siamo famiglia lo sud. Meno male, meno male. E Sord, Gianni Fiorelli, ma che ce ne fotte? Sappiamo Sappiamo pure senza Vai, soldi. voglia. Vai amica mia, vai con i tuoi si saluti. sposa, sa fa bella figura, vabbè, però. sono dei cantanti. Un matrimonio in denaro che per 10 anni Sa da parlare. Anna Lucia. Vai amica, vai. Allora. Mi fai ascoltare la canzone bella di Gianni Fiorellino. Bene. Sì. E ce la dedico tutte alle due mie figlie, le due mie streghe. Anna Va Lucia. bene. Alle streghe, Miriam e Lucia. mica sono streghe, piccoli. Ma quando tu eri piccerello, chi eri brava? Ti hai come ascoltato? come sta, mamma? Ma tu quando eri piccerello che ci facevi passare a mamma? invece loro. E allora che vuoi mo? Hanno pigliato la mano. Madonna mia. Magari pure la nonna che faceva passare la nonna tua, tutto sto Hai casino. ragione, eh? Bravo, ok. Grazie per la telefonata, amica. Anna Lucia, un bacio a te. Grazie. Per la tua famiglia. Grazie, E amica. Gianni con tutta la sua famiglia che è Un bravissimo e bacio, dolcissimo. Un bacione. un bacio a Gigino e Titina da Santa Chiara. Salutameli. Grazie mille, buona giornata. Grazie, Ciao, cara, un ciao abbraccio cara, forte. ciao. Ida ciao. dov'è? A casa? Ida è a casa, infatti ha mandato il messaggio WhatsAppino che ci sta Che ha seguendo. scritto, che ha scritto? Ha detto, tu piglia la conferenza con i compagni miei. Avrà ragione. Ha Oh. detto, contiene, è tratto buono e fa la persona seria. Dai, non ti preoccupare, mi difendi. Gianni, ha detto. E poi ha detto, vabbè, poi ci vediamo presto. Leggiamo qualche messaggino, Fiorellino, vai. Allora, Elena da Scampia saluta il marito Ciro da Secondigliano e la figlia Monica della Sanità. Dedica la canzone di Gianni Fiorellino, Ricomincerei, per favore fatela ascoltare. Quindi un regia, se abbraccio me la fortissimo preparate così la mandiamo a tuo marito Ciro. La mandiamo un po' come sottofondo, la passiamo. Buongiorno, facciamo sono passare. Toria, una super fan di Fiorellino, potrei ascoltare una sua canzone, grazie. Buongiorno Magari Anna questa- Lucia, sia sì. più simpatico Romun, ti voglio tanto bene, mi fai sentire la canzone di Rosario Miraggio, ti amo e ti penso. Sicuramente se non la passiamo adesso c'è un programma dall'1 alle 2, quindi dalle 13 alle 14. Tutte le vostre richieste vanno nel jukebox, quindi non vi preoccupate, tranquilli. La richiesta c'è, però la dobbiamo filtrare magari nel programma jukebox. Continua da qua tu, dai. Sì. Fatti una Buongiorno, mi fai ascoltare un brano di Franco D'Amore a coppia con Toni. Sicuramente se c'è facciamo la stessa cosa con il jukebox. Vai. Buongiorno a tutti, fatemi ascoltare Fiorellino, Sanga Napolitana e come dico sempre io, Sanga Napolitana, sim e sang prestate, rimanim. No, Sanga Napolitana, sim e sang prestate rimanim. Claudio, avrei sbagliato, perché se sì Sanga Napolitana, non ci sang prestate. Sang prestate sono innanzitutto i parenti che si accoppiano. Oppure sei a Milano e si sang prestate. Quindi sim sang autentico, non napoletano. Ma che fai mo? Ciao Anna Lucia, sono Luciana da Castelvolturno, vorrei ascoltare Rosario Miraggio e Ida Rendano. La dedica a mio figlio Maurizio, a mia nipote Marianna e mia mamma Maria. Ciao, un Benissimo. bacio. Va ancora? Anna Luce, un saluto da via Bologna, Napoli. Sei grande, ci fai divertire. Ci potresti far ascoltare la canzone di Alessio Quando meno te l'aspetti, che poi è mia. La canzone è tua, Sì. sì. Un bacio forte a tutta per via Bologna, via Brindisi, via Milano, insomma, che è stata una storia. Siamo stati per 40 anni in quella piazza Ovast, tutta la zona Ovast, grandi amici miei che mi portano sempre nel cuore. Un bacio forte forte. Allora facciamo una cosa, regia, mettiamo questa pillola di questa canzone nel frattempo che prendiamo altre dirette, poi per intero ascoltiamo di Gianni Fiorellino Sanga Napolitana, che bella quella, no? Voglio salutare Fischietti, manda un bacio a Fischietti Fischietti che ci sta vedendo. E se hai tempo mi mettiamo tu usi uno, ma sicuramente. sicuramente. Allora mettiamo per intero Sanga Napolitana e poi subito dopo Ida con Rosario per intero. Va bene? C'è diretta? La tua anima era nella mia,
ma una neve fredda e scende. Allora io alzo la cornetta e vedo chi ci aspetta. Ma no, Fiorelli, hai visto che telefono? Mamma mia, ma tu sei troppo forte. Non è vero che chi va in televisione piglia il telefonato perché la televisione è seguita. E pigli tu il telefonato. E pigli il telefonato. L'emittente è seguita, ma li prendi tu. Meno male, eh? Meno male che tenga uno che ti parte la... Anzi, a No, due. no, io sono realista. Tu stia cantando amici. Sono realista. Benissimo. Sei tu anzi- che non mi vuoi in agenzia con te, che devo fare? Ma L'ha no. detto pure Gennaro che non ci vuoi con te. Maro! Vendano, ma stai sentendo qua? Oh, me l'ha detto pure Gennaro, hai cannato vicino, non ci vuoi. Come Ma la fa? no, ma basci, vado a Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Sono Vittoria da San Giovanni, Anna Lucia. Uè, Italia da San Giovanni, un bacio a tutta San Giovanni, a tutto Bronx, a tutto il Rione Villa e a tutto il corso, mi raccomando, per tutti i miei paesani. Vittoria, ti passo Gianni Fiorellino, Vittoria. Ciao, buongiorno. Bella, Ciao Gianni. come va? Come va? Buongiorno. Tutto a posto? Grazie. Senti, vorrei ascoltare la canzone Casa e Chiesa. Va bene, adesso la troviamo e te la facciamo sentire. Irena Guaglione, casa e chiesa, non sapevano vase tra innocenza e ingenuità. Vittoria, Vittoria. Bella, dimmi. Ma mi organizzato che bella festa di piazza a San Giovanni, da Rendane, Fiorellino, organizzazione. Sarebbe bello là, ghiaccio va tempo. Fai un po' a Sarebbe Pierre, vai. Sarebbe bello a San Giovanni, c'è un bel popolo. Un San bel Giovanni. posto, bravo. Poi da là si riuniscono bar San E ci Giovanni. pensa compagna Venuto- mia Vittoria, perché ho capito chi Vittoria sei. Va bene? Vitto, facci vincere. Facci vincere, regia, la mettiamo questa canzone per Vittoria? Senti, Anna, Gianni, Uè. tutta dedicata a me. Vittoria da San Giovanni, Sì, con suo marito Giovanni, Eh. sua figlia Anna e particolarmente a mio cugino Antonio. va bene, ok. Vittoria, tutta in dedica per te, guarda che musica. Bella, regia, rimaniamola come sottofondo, vai. 081 Ma no, con Bordico, no. 08 rispondo io, vai. Vai, rispondi proprio tu, Maro. Pronto? Gianni, Sì, chi sei? sono consiglia. Mua. Ciao, consiglia. Mua. E il cognome tuo? No, il mio nome. No, tu hai detto consiglia. Mua. Mua, in senso che ti ho mandato un bacio. Ti ha mandato un Siamo visti settimana scorsa con no, basta, qualche t'ha giorno mandato. fa con consiglia, è vero? Sì, sei stato bravissimo, Ma- bellissimo. hanno fatto il 4 mattina insieme a me. Che si ca? Eh. Ah, sì, ho E capito. ci siamo incontrati pure noi. Anna Lucida, scusate me. No, ho già capito chi consigli sì. Sì, ho capito. Ok. Mamma mia. Posso dire una cosa importantissima oggi? Yes. Vai. È il compleanno di mia figlia. Oh. Vi faccio tanti auguri da parte mia. Anche da parte Sì. nostra allora, un grande Grazie. augurio. Quanti anni compie tua Grazie. figlia? 23. Wow, 23, pensa te. Ma tu sei Grazie. giovane, a che canale hai fatto sta guaglione? A 10 anni? A 20 anni. Ah, allora No, te li 23. porti benissimo, consiglia, complimenti. Grazie, Gianni, Complimenti. grazie. Va bene, va bene. Quale canzone gli dedichiamo alla Anna piccola? Lucia, Uè, amore, dimmi. stamattina ti vedo distratta, come mai? No, amica mia, perché sai che fanno? Non prendono la linea in televisore e mi chiamano un coppo telefonino e io sto mandando i messaggi, che è una cosa che non posso tutto da fare. un'ora per provare. Sta un'ora stai? Gianni, Ma Senti, ma ti è piaciuto lo spettacolo di Gianni Fiorellino? Dici la verità. ma lui lo sa che ce l'ho nel mio cuore. Ma lei se ne è visti tanti. Amica mia, molto compatto, bello, carnale proprio, dici la verità. Bello. Lei se ne è vista Solare, almeno 5-6 se ne è visti, lei, è vero? Che può fare? Sì, Senti, ne amica faccio mia, prestito. cosa ti facciamo ascoltare, veloce? Sì,
Tu ne sei una. Regia, prepariamo tu ne sei uno. Certo che te la Subito, se dedichiamo. tu non ti muovi adesso te la dedichiamo proprio in diretta, ti facciamo proprio Guarda, Sei una grande, Andalusia. subito, qua allora, basta allora, parlare. Conta non fino a preoccupare. 3. Ecco qua, vedi, manca 1,5. Tutto in dedica Tutta per a te. te. Vai, anche a E sei mia fischietti. figlia. Bene, un bacio. E pure per Ida Rendano, la mia amica artista, perché prima amica e poi artista. Sì. Benissimo, consiglia. Dagli un bacione, ti lascio fare le tue cose. Un bacione forte. Ciao tesoro, ciao. Ciao. Ciao, un bacio, ciao. 081 0102 352. I vostri messaggi al 347 259 70 21. Ma prima stiamo parlando di una cosa. Cosa? Regia. Si parlano che ti stai acconciando pure a casa, allora. No, questo non si può dire. Nozze. Non mi bruciare le notizie, per cortesemente. Ma vengo, sono invitato. Dopo faccio una bella figura. Non mi bruciare le notizie. Ma metto vestito l'uomo con C'è strusciare. novella 2000 che ti ammazza dopo. Non me le bruciare. No, ma vengo. Non 5.000 non puoi bruciare le notizie. Faccio pubblicità da renda. Tu ne sei una. Stiamo parlando, non ne avere niente, tranquillo, non ti preoccupare. 081 0102 352, Aiza Cornetto, vedi chi ti aspetta. Ehi, chi è? Pronto? Chi sei? Pronto, buongiorno, sono Rossella da Melito. Buongiorno Rossella da Merito. A tutta la radio. Sì. E un saluto a Andrea e il papà, che Va- sono carissimi amici di mio marito. Va benissimo, un bacio tesoro. Un abbraccio allora. Ciao. cara. Allora, se una festa vuoi organizzare a Gianni Fiorellino vuoi a cantare, alla buona volta devi chiamare. Cioè, è incredibile. Se una festa vuoi organizzare, a Fiorellino vuoi a cantare, o a Rendano, o a qualche altro artista, Mo stai qua e parli la buona volta devi chiamare. hai visto? Ha fatto pure un jingle. Incredibile, non ti puoi sbagliare. La renda non ti puoi sbagliare. È vero. È bella, è stufata. Allora, regia, noi abbiamo pensato di andarci a prendere qualcosa di fresco, quindi Bravo. facciamo ascoltare, tratto dal nuovo lavoro discografico di Gianni Fiorellino, accattate l'originale perché è una cosa, sono contro la pirateria. Quindi, Brava. fate È un errore digitale, non è nulla. Andiamo avanti. ok. Quindi mandate Gianni Fiorellino con Sang Napolitana. Sì. Che io saluto, che hanno cantato in questo brano Mauro Nardi, grande amico mio, Emiliana Cantone, Alessio E Guido Lembo. E Guido Lembo. Quindi li Quest'estate saluto. andiamo a Capri, a ovvero? Guido Lembo. Certo. A me Andiamo a trovare. fare una serata, seguiamo un coppia di tavola. Chiamo un genio, Ed è finita. E ci andiamo a fare una bella serata là. Alla grande. E subito dopo mandiamo Ina con Rosario Miraggio, la canzone in coppia che ci è stata richiesta. E ci vediamo fra Siamo a 10 piano minuti. proprio roba fresca. Non Bene. cambiate canale. A Ciao. frappè. Napoli in do minore. Sang Napolitana. Siamo nati dintate alle Masanielle, ma teniamo l'allegria per la Chanel. Noi pigliamo le cose serie a tarantella e mai niente facciamo cagnare. Siamo figli tutto quanto a San Gennaro e aspettiamo come miracolo s'avvera. O volimmo la speranza e le preghiere per far luce in devi che sta città. Siamo sangue napolitano, senza ieri, senza dimana. Siamo popolo da pazienza, governato senza coscienza. Siamo sangue napolitano, Siamo l'anima del Borbone, siamo popolo e canzone. e pensiamo sulla cantare. I politici sono tutta brava gente, ma si scordano le parole in Parlamento. Per salvare che sta città non fanno niente. E noi pure restiamo a guardare. La paura è che ci siamo abituati A campare spazzatura mezzo serate. E padano rinde terra avvelenata. O futuro figlio nostro che giocare. Siamo sangue napolitano, che palazzo un po' vulcano. Se volesse rivoluzione, ma noi amiamo a fare un pallone. Affacciamoci a sti finestre, perché tempo non c'è.
Simme sangue napoletano. RTC Targato Napoli, la radio che parla tale quale a me e a te. Fotografia, senza voce mi fai compagnia. Nel silenzio non passa la notte, la notte, la notte. Anche in un film la tua immagine trova la mia. È il mistero che vivo di notte, di notte, di notte. Come si fa? Questo amore che non vuoi aspettare e che odia la notte, la notte, la notte, la notte. A tu, prima fa amore, me l'hai giurato che ci potevamo spogliare. Solo una volta, una nottata, ma come faccio a te scordare? Come ti perdi, si può te trovare quando parlo con cuore. Io prima fa amore, non ti cercavo, ma che non mi fire stavo. Volessi ancora una nottata, per sta sciatata te va sa. Ci giurate, ma sto peccato, io peccato innamorate. Non è fornuto chi sta amore giurata una scusa, incrociando le dita di notte, di notte, di notte. A da passare, sta nottata che non se ne va. Siamo un male che sento la notte, la notte, la notte. Tu, prima fa amore, me l'hai giurato che ci potevamo spogliare. Solo una volta, una nottata, ma come faccio a te scordare? Come ti perdi, si può te trovare quando parlo con cuore. Io prima fa amore, non ti cercavo, mo che non mi fire stavo. Volessi ancora insieme a te. una nottata, per sta sciatata te va sa. Ci giurate, ma sto peccato, io peccato innamorate. Che saranno nuove A rubarne s'ancora, nata notte d'amore, d'amore. L'hanno giurata, ma sto peccato, rinde serata, io peccato innamorate. C targato Napoli, a Radica parla tale quale a te e pure a me. Un bacio dal vostro Gianni Fiorellino. Uè, decidi che già vigliamo. RTC targato Napoli. Ciao. Dopo devo chiedere al mio amico Fiorellino, perché sta facendo un self fuori, che sono venute delle amiche a farsi le foto con Gianni. Intanto hanno parlato e hanno cantato tutti gli artisti in questa canzone di Gianni Fiorellino, tale e quale RTC Targato Napoli. E anche Ida con Rosario Miraggio cantano sempre e solo come RTC Targato Napoli. Un bacio a tutte e due, entrambi. Sicuramente la signora Rendano sta facendo lo show a casa con la piccola cocchietta Maria Francesca, che io mando un bacione forte forte, si sta facendo proprio talmente bella e talmente tale quale Giuseppe, compagno mio, wow. Veramente molto ma molto carina. Poi dopo Rendano mi vatta, vabbè, non fa niente. Un bacio a Baccalaria, dove si mangia veramente una squisitezza. Andate a nome di Anna Lucia Bonavolta a Sedillo e Porto, Baccalaria. Che self qua. All'improvviso arrivano le foto. Boh, ma a casa dei maggi, non so, ma scusate, ma sto a RTC Targato Napoli, io sono sul Rai 1. Dove sono? Su RTC o a Rai 1?
Mi potete rispondere? Rai 1. No, mi dispiace, è meglio che sono RTC targato Napoli perché parlate tutti quanti tale e quale a me. Belle foto di questo grande evento organizzato dal mio amico Gianfranco della pizzeria, eccolo, della pizzeria Primavera, che non si è sentito e non si è visto più, non fa niente. Come si dice a Napoli, stanno ritte napolitana, che dice figlia e figliastro, compare e compariella. Vabbè, non fa niente. 081 0102 352, chiamate in tanti che la buona volta vi aspetta. Pronto? Buongiorno carissima. Buongiorno a te amica mia, come stai? Bene, sto spannendo i panni e ti stavo pensando. Che stai facendo? Sto spannendo i panni, te lo dico napoletanamente. Maronna, calate un poco volume. Sto spannendo i panni e mi stai pensando. Perché Bene. ho visto il sole e ho pensato a te. Voglio, ma più napolitano di me non ci sta proprio nessuno. Perché io non ho vergogna di parlare napoletano, perché sono napolitana. Nemmeno io. Sono napoletana verace e parlo napoletano. Poi chi non mi vuole seguire, non mi vuole guardare, può cambiare anche canale. Ma io sono napoletana, lo sai troppo bene, Irusung. Lo sacci troppo buono tu, Rosia. Voglio parlare con Gianni, io ho fatto questo il casino per entrare in diretta se posso. Sì, aspetta 2 secondi che Gianni arriva. Intanto che sta spannendo? A lavatrice a bianco o quella colorata? Colorata, Ah. perché siamo tutti belli colorati. Colorati però ti raccomando, mettila via Schmerz. Non ti preoccupare, Che tranquilla. significa via Schmerz? Voglio sentire. No, non lo so. Maro. Regia, lo sapete? Gianni, vieni Gianni, eccolo qua già. Gianni, che significa? Capito? A via Schmerz, Tutto al contrario. Ah? Tutto al contrario. Tutto al contrario, tutto al contrario. Come sta spannendo i panni colorati, però non sa che significa via Schmerz. Vabbè, di dov'è la signorina al telefono? È di Napoli. Quale Napoli? Napoli chic probabilmente. Che Napoli sei? Barra, sono sul casale. Beh, casale San Giovanni, non sa via Schmerz. Le conosci? Non lo so. Non è una via. Ma via significa. come già fa con te? Come già fa? Ti passo Gianni, amica. Pronti? Grazie, buongiorno Gianni. Dimmi cara, scusami ma ero a Come prendere un po' stai? d'acqua. Tutto a posto, tutto bene. Fa un caldo oggi che la metà basta, però si sta Mamma bene. mia, si muore dal caldo. Meno male, meno Cioè, se male. mai fanno Però bagno a la roppa, tua piango voce così. magari. in casa, porti bella freschezza. Grazie, meno male, va, meno male. Quale canzone vuoi Gianni, vorrei sentire? ascoltare un vecchio tuo brano, molto vecchio. Quale? È la canzone della mia suoneria del mio fidanzato, Cani e Gatti. Cani e gatti. Su, questa è bella. Perché ti appiccicavi sempre col tuo fidanzato? Ogni tanto Ma perché tu ti appiccicavi sempre quando hai pensato a scrivere sta canzone? Era di Casapuri il testo. Ah, non erano tu? No, per me no, Chissà io con chi faceva cane e gatti. Casapuri è uno molto riservato, intimo, si appiccica ma senza lo fa sapere. Non fa sapere, niente proprio. Sì, sì, Ah, sì, già sì. capito. Gianni, Bella. lo sai la sorella di chi sono? No. Ti ricordi Alfredo dal Casale? Dove stava il salificio sul Casale, al bar Ricciardi? Dove stava? Il bar Ricciardi a San Giovanni, a Casale. Di quanti anni fa stai parlando, Wow. tesoro? Sono passati quasi 4 anni fa. No, 4 anni dici. Sì. E allora tu me lo saluti. Mi saluti tutti quanti dello staff. No, me l'ha detto lui stamattina, stavi qui. Bene, con bene. Anna Lucia, no? Allora, grazie a questa canzone, tutta in dedica per te, però sta canzone voglio dedicare pure a mia figlia Valentina. Lo sai perché? Perché facciamo sempre cane e gatti, ovvero? Come su un ring. Ma no, sempre cane e gatti, La un bacio piccicata, forte. ma passerà. Anna Lucia, l'ultima cosa che ho lasciato la Vai. Voglio mandare un bacione al mio ragazzo Alessandro, Sì. a tutti quanti voi, senza escludere nessuno. E sei una grande manager, ti voglio tanto bene. Grazie amica, un bacio. Un bacione, Ciao, ciao. tesoro. Per tutte le persone che fanno cane e gatti, questa canzone tutta in dedica per voi. E anche per l'amica Grazia che ci ha chiamato da Casale. Non si può. Purca è combatto fatte. Ma può fare. Poi tra una settimana vengo a scoprire sti fatti combatto la che nasce. Compatto. Compatto. È un 081. gattino nascerà. Mettiamolo sottofondo, regia. Allora 081 no, già posso fare. Ma no. Si è esagerato. Pronto? Pronto? Pronto, Lucia, ciao
Gianni, buongiorno. Buongiorno, chi è? Abbassate il volume del televisore. Abbassa, Claudia, la mamma di Claudia, Anna Lucia, buongiorno. La mamma di Claudia da Mondragone. Buongiorno. Te lo passo, ti passo Gianni. Sì, noi ci sentiamo tutti i giorni. Gianni, buongiorno. Tutto a posto? Tutto bene, ieri sera col concerto, tutto bene? Non ho capito. Sì, ero all'ospedale, tutto bene? Ah, sì, no, tutto a posto, grazie, tutto bene, tutto è andata benissimo. Era un evento per il sindaco di Ischia. Bene. Allora, senti, ma sentite più che altro, chiedo scusa. Cosa dobbiamo fare stamattina per voi? Cosa dobbiamo fare per voi? Gianni, una canzone piacevole, però ti voglio dire una cosa, ma no, Claudia mi sta proprio imbattendo, Anna Lucia. Che è successo? Perché ha detto così. Ha detto, mamma, ma io già ti mandati di università di casa napoletana. Ah, adesso la sapevo di scrivere un messaggio napoletano. Ma sto scherzando, ma figurati. Ma non ti preoccupare. Non solo che ho mandato quel messaggio, perché se no te la faccio, scusami Anna Lucia. No, non ti preoccupare, vai, non ti preoccupare. Allora, ricordiamo a tutte le persone che si sono... Non ho scritto il messaggio, Non ti preoccupare, amica, tranquilla, non è successo niente, non ti preoccupare. Hai capito? Non ho scritto io. Sì, ma noi facevamo una battuta, non è che Non ti preoccupare proprio, amica. Io non pensavo così, dai. Per Va me ti puoi bene. pure sentire... Leggi, mettiamo matrimonio, la canzone dei matrimoni. Ecco, è tutta in dedica per te, Claudia, da Mondragone, e per tutte le persone che, insomma, devono fare le nozze. Chissà quanti nozze che si devono fare, ma non solo. Ci dobbiamo regalare dei condizionatori all'azienda Marigliano. Sì, va bene, questo sì. Prossimamente gli regaliamo dei condizionatori. Io dico a tutte le persone che sono in diretta qui su RTC Targato Napoli, l'ospite di oggi, un altro Ogni amico. promessa è debito. La regia aspetta i condizionatori. E tessima perdere perché? Ok. Tanto noi veniamo e paghiamo i video. E paghiamo i video. E insieme ai video e ai pagamenti Vi ti regaliamo i pure il condizionatori. Qual è il problema? Ecco qua. Siamo sempre a Ricordiamo, disposizione bravo, per gli amici. che siamo in diretta su RTC Targato Napoli. Un altro ospite di stamattina, un altro amico mio da sempre degli anni 90, Gianni Fiorellino. Chiamate in tanti allo 081 01 02 352. Sta suonando. Ma te regaliamo in Sono diretta. belle sì, lei. Rendano, aspetta, ma ti faccio vedere io quale ti voglio regalare. Aspetta. Bravo, chi è il produttore? Il produttore è Moody's, è un'ottica che ha vari franchising. Questo penso che sia il tuo genere. Mette anche già così però. Già ce l'hai? Come le vuoi? Più colorati. Allora ti faccio un Zeffing e ti faccio vedere Che è quale un c'hai. Te le faccio mandare tramite un self? Un selfie? Così tu vedi quale vuoi? Voglio vedere. WhatsApp, Voglio ok. vedere. Madonna, che signore, aiuto. Ma che signore, mi fa morire. Mi si Siamo scioglie belli, il sangue nelle vene. Siamo belli, Siamo bella. Stamattina siamo bella. Hai il suo telefono, hai il suo Sì, cornetto. pronto, chi parla? Pronto, buongiorno, c'è Gianni. Chi è? Buongiorno. Sono Angela. La sorella e Claudia. Tutto bene, Gianni? Inconfondibili. Però io una domanda ce l'ho da fare a questa famiglia, che sono così unite. Ovvero. Almeno a me mi capita di sentirle tutti i giorni e più volte al giorno, sempre perché unite. conduco un programma e mi chiamano sempre. Sì. Ed è bello. Però io una domanda ce l'avrei. Ma nella vita, diciamo, Claudia lavora o va a scuola? Claudia va all'università. E quindi se la gestisce come crede. Ah. Tu invece come fai? Sì. Cioè, cosa fai tu nella vita? Allora, io di mattina faccio la donna di casa Il pomeriggio guarda a me. e poi il pomeriggio faccio la babysitter. Che Ah, fai di fa la pomeriggio? babysitter. Ah, la babysitter. E la mamma invece è casalinga. No, sì, mamma prima lavorava, però purtroppo ha perso il lavoro. Non è l'unica purtroppo. Però speriamo bene che lo possa recuperare. Beh, questa era una mia curiosità e ti ringrazio per avermela completata. Grazie. Ok. La canzone. Allora Gianni, vorrei ascoltare la canzone Non aver più paura, ti può ascoltare? A disposizione, ma non avere più paura dalla regia, eh? Trovatela. Anna Lucia, sei bellissima! Amore, ti Oddio, piaccio fa- con lo chatouche e con questi occhiali? Sono molto alternativi. E reputate questo occhiale. Ha già valutato questo occhiale. Amica, Amore, io ti preferisco più ricca. riccia. E se mi preferisci riccia tu?
No, io devo dire, cioè anche le donne ricce sono belle, però io non lo I capelli preferisco. lisci sono più belle. No, non preferisco proprio la paglietta. La paglietta proprio, la paglia. O No. pagliettone. O pagliettone niente, allora compagni mia è lisci, quindi sempre liscia adesso. Vi dovete accontentare. Un po' come Ossiano, riccia, Ogni tanto una volta. un po' di mossaggine sotto, però non riccia. Arendano sai si è tagliato tutti i capelli a capo. Ma tu che dici? Si è fatto i capelli corti con me te. Piange, credo. Vieni, Arendano. Mandami un selfie. Se sei in ascolto, mandaci un selfie così vediamo. Io ti parlo, senti sta canzone. Alza. Cosa non farei per dirti che con te un sempre detto mai. Perché ogni cosa è nata cosa e non ti perda più. Ti darò tutta la mia forza per ti far crescere e suonare. Ti darò il cuore nelle mani, mi prenderò cura di te. Non avere più paura, tu non sei più sola, stonghi con te. Non tieni più paura, ma sta vicino a me. A mamma, accade tenga a te, accade tenga a Gennaro fare che tu a fianco a te tieni a zuccare. La cicciacire. Nessuno più. Un bacio per il mio amico Gennaro Faroco che manda un bacione forte. Bombo, me la credere Gianni. Stiamo pensando, volevo ricevere un numero di telefono a Giuntaretto. È inutile perché un pensiero già lo fa dire. Pronto, chi sei, chi parla? Pronto? Come va, chi sei, come ti chiami, da dove? Ciao, sono Maria, Da dove? dalla stazione centrale. Allora poso la cornetta. Buongiorno. Sei in partenza? No, non sto in partenza. Ah, pensavo che stiva a stazione centrale. Hai fatto No, battuta. no, abito. Senti cara, allora cosa... Siete, ma se caso vasce coppo o vaste vasce? No, ho chiamato già ieri, Anna Lucia, sono il lato della Renazza. Ah, ho lato la renaccia, ho capito. Gianni, comunque sei bravissimo. Grazie tesoro mio. Ti Ti fai voglio ascoltare bene. una tua canzone? E di meno, come no? Quale amica, quale? Panzarotta e Tuppulilla. E una mattina sotto la pioggia Maro. sono un traino con l'occhio Zuccari. che c'è appena si guarda. Maro. Sotto a numero freddo viernes si va saiene. Si sempre un grande, innamoraiene. Rindano accesa amore eterno si giuraiene. E Panzarotta e Tuppulilla si sposaiene. Ti garantisco che erano buste del supermercato tutti i giorni. Lo so. Questo te lo garantisco. Fu un periodo della mia vita straordinario dove ho beccato una linea musicale giusta, sempre grazie ai miei collaboratori però, perché io ho sempre fatto valere il mio gruppo. Cioè Maestro Casaburi prima di ogni cosa. Ho sempre ascoltato bene i suoi consigli. Il maestro Franco De Paulis. Mamma mia. Franco, Un che tu bacio a conosci Franco bene De Paulis. con papà e tutti qua. Era Vero. l'unico all'epoca che veniva con la valigetta a vendere i dischi, lo sai è bene. vero, è vero. Ho ascoltato tanto pure i consigli per esempio di Mario Simeoni. La cosa principale è che tu nella tua vita hai avuto la fortuna di conoscere persone per bene come te, perché erano tutte persone, tu eri circondato e sei ancora oggi circondato da persone per bene. Comunque Franco De Paoli è una persona per bene, Casaburi, cosa voglio dire, Simeoni, vabbè. Tutta in dedica per te, per la nostra amica che ci ha chiamato dalla Renaccia e per tutte Panzarotta e Zuppulelle. Grande! Bella no? Si grosso! Vai, leggi! Ma come stai? Manda il più grande saluto, vai! Un saluto a un'altra persona per bene del nostro settore artistico, del grande amico da sempre Alberto Costa. Che piacere! Che ci è venuto a trovare. Non abbiamo mai lavorato assieme, però ho sempre nutrito molta stima per Alberto, veramente. Bravo, complimenti. Anche lui ha creato, vedi, tantissimo, il suono ha creato. Il suono di Costa si riconosce, capito? Bravo. Ok, leggiamo, mettiamola come sottofondo, leggiamo qualche messaggino, numero di telefono, non righi più, perché appena righi già arriva. Io non lo posso leggere questo. No, leggi allora. Prima le leggere tu. Anna Lucia, sono... Sì, va bene, tutto a No, posto. le ricere. Tu sei aspetta. super partes, sei no, la padrona sai di perché? casa. Perché io e lui facciamo veramente cane e gatti. Mi spiaci sul sangue napolitano. Vai. Regia, allora mettimi la canzone, quella là dei miei amici comici, che tu sai già. Mi metti quella. Poi voglio dire a questo signore che vorrei avere l'onore e il piacere di conoscerti.
giustamente per portarti nella caffetteria azzurra dei miei amici che si trova fuori grotta. Non fai morire. A così ti viene a sciacquare un po' con l'occhio e ti un po' la bocca. Il colore azzurro. Il colore azzurro. Celeste quasi. Perché tu sei juventino, si tale qual a quello che conosci io. Ora lo posso leggere. La perdita di tempo è un piatto vacante. Anna Lucia, vai. sono Nunzio lo Juventino d'Arzano. Sì. Dedicami una canzone di Ida Rendano. Però sei apparato. Però tu li vai a parare perché sai che Ida Rendano è una cantante mia. Ma io canzone una cantante mia da dedica. Comunque, e ti dedico questa canzone a caso. Noi siamo napoletani No, nel DNA. ma io faccio cane e gatto qui. Però la Juve è un grande club come il Milan, come l'Inter, la Roma. E però quindi stanno è a giusto rubare. ma chi è che non ha roba? Arrobano proprio belle allora, autorizzate. Ma noi capito? viviamo. Ma non teniamo uno che ci autorizza a rubare. A fare che? A rubare pure noi. Ma dici nel calcio? Ma De Laurentiis sembra una persona per bene, ma è a scavà però. A scavà, ma che ne sai fra 10 anni se non emerge qualche cosa. Mai dire mai. Mai dire mai, mai dire mai. Ricordati che l'occasione fa l'uomo ladro. Ecco qua, guarda Gianni, scusami. Chi è qua? E i compagni miei. Ma chi se sono fortissimi. E Sciosciammo, Sono numeri uno. Gianni, un bacio. Faceteci sognare. Ma chi se ne fotte? Vai, tutta per te Cristian. A lui napolitano. Sono forti, 1926. 1926, la nostra unica fede, Napoli. Sta squadra fa mi firma tutto quanto, tanimmo meglio tutti i presidenti, tanimmo sempre state chine, gente. Grazie, tutta in dedica per te dal profondo del mio coro. sì, giustamente così, faceteci coro, stai là. Sì, vai. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Con chi va? Che si può parlare? Ma ci scordate te? Secondo me mi scordate Anna Lucia. Voglio parlarci con te. Perché? Che ti pizzicato? Perché questo Gianni mi ha fatto Che t'ha fatto? del male. Mi ha chiamato di chiura. Da quando ha fatto la festa con questo mi ha chiamato di chiura. Perché da mancanza mia. Sei la mancanza tua, la mancanza del pizzatoio. E mo ti chiamo tutte le ore, ammo pure la notte ti chiamo. Pure la notte, ammo mi ha chiamato. Facete Se no, grazie pizzeria primavera sì io. Un buon stassi coro appiccicato. Gianni, lui è un grande amico nostro. Sì. Ma anche Buongiorno. un amico tuo, lui è il padrone della pizzeria Primavera. Ok, a noi è venuto. Eccolo qua. Eccolo, Che dove ha sta? organizzato sul corso di secondaria, ha organizzato 50 anni di attività. Che Pensi bello. che sono 50? Ha mi spaccato o no? Mamma mia. Ma stanno parlando o no? Hanno parlato 2 o 3 anni, hanno parlato. Hanno parlato. Ma quando facciamo una festa? Nati 50 anni? Organizziamo, sa? No. Nati 50, guarda le fotografie, guarda. È rischioso fra 50 anni, Oh. amico. E perché poi hanno 100 anni, che Hai facciamo? capito? Cioè, anticipando. Ma per il momento preparati perché a giorni facciamo questo mio 40 anni di età, il mio compleanno. Fratellino, il ma tu 40esimo fai? Sì, vieni. Si muovono tu, a me per botto, fammi un altro pariello. Tutte quarantenne facete. Tutte Una quarantenne, festa, una festa over. Diciamo. Per io per 40. Che carini! Sì. Mi invito pure a me, Anna Lucia. Ma come ti invito a te? Tu io io, perché? Porta pure pizza. Ma fa banchette esagerate, baccalà, pizza. Poi ci facciamo fare il catering per Bravo. l'inaugurazione dello studio. Vediamo se la vuole fare. Bravo. Lo sono invitato pure. Sei invitato Di pure meno. tu. Quando ti posso Amo, quando ti posso portare a Gianni? Ma tu sei padrone, quando non vieni? Gianni, quando vuoi venire? Andiamo, Che andiamo a andiamo. mangiare una pizza da lui. Volentieri, veramente. E mo vediamo perché lui dopo se ne deve andare, ha detto. Io devo andare via perché poi inizio un altro programma televisivo oggi pomeriggio, hai capito? Quindi Gianni, comunque sei forte. grazie caro, grazie. Oggi andiamo a mangiare la pizza, Ma così fa sono una pizza contento di squisita. mangiare. Va bene. Gianfranco ti mando pizza, tu versi forte. Gianfranco ti mando un bacio forte. Un bacio. Ci bacio per Marigliano. Un bacio, ciao. Allora 081 0102 352. Un bacio per tutto lo staff della pizzeria Primavera. Gianni, ci mancavi solo tu, però. No, ci vengo. Organizziamo Quando volete. un altro evento sempre con la pizzeria Primavera. Non c'è problema. Io mando un bacione forte per tutte le persone di Secondigliano perché veramente quella sera ne ho conosciute tante. Devo dire la verità, hanno detto sei umile cose, ma a parte gli scherzi parliamo seriamente. Lui mi conosce da tanti anni e lo sa se io sono vera
o finta. Io sono sempre così. No, anzi è più che vera. Sono proprio uno che parlo in faccia e forse per questo non sono potuta la vedere. Sgarbi napoletana. Sono una che se mi sia antipatico mi sia antipatico. Io per esempio a te, a parte gli scherzi, ti vedrei come opinionista nei reality show, per esempio. Sì, sì. No, per esempio, pensati a commentare Il Grande Fratello. Mamma mia. Alla te però, pensati a commentare L'Isola dei Famosi. Alla me dico per esempio, perché non avete fatto rimanere, posso dirlo, dico, ma perché io non sono razzista assolutamente. Per me doveva rimanere, come il neghetto si chiamava Jonathan, giusto? E già qua sta facendo 6 milioni di ascolti. Anzi, che sto dicesse a Canale 5. Perché ha fatto a Sciacchille e ha fatto rimanere sempre e Pullanchel che masculino, perché ha da fesserata e perché va da buscare sordo. Con quel ragazzo no. E qua una marea applausi, è uno. Poi un'altra cosa, voglio dire all'amica Maria De Filippi, che è un grande personaggio, è una persona che crea tanti talenti, sono usciti i più forti da lei. Fai uscire qualche ballerino, perché io avevo un mio amico ballerino che ha passato tanti stage tuoi che tu hai fatto, Mario da San Giovanni. L'hai buttato fuori perché ti serve il cantante. Questo non si fa. Diamo pure spazio a altre cose, ballerine. Non so. Ma poi del resto le ha create. Ha creato Stefano Di Martino. Hai capito? Creato, però negli ultimi tempi. L'albanese Cledi. Però negli ultimi tempi solo i cantanti, Gianni. L'albanese, l'altra. Ambeba. Ma. Quella là pure la Bruna. Come si chiamava quell'altra ballerina bruna che mo fa le pubblicità? Sì, Ambeba. Vabbè. Allora, Ambeta. Allora, regia, adesso facciamo una cosa, mandiamo un pizzico di pubblicità. Subito dopo della pubblicità ascoltiamo un altro brano tratto dal nuovo lavoro discografico di Gianni Fiorellino. Attaccato a Gianni Fiorellino con un nuovo lavoro discografico mettiamo una promozione, perché la verità voglio bere un po' che è freddo, ok? Grande. Quindi pubblicità, Moody's, vai in pubblicità. Deve che m'annamora, se ferme le parole insieme a te, se mi saluto ora, rindacchi l'occhio cuore vocare, io con te mi faccio male, tu mi fai tremare pure l'anima. Vorrei trovare il coraggio per dire soltanto ti amo e ti penso. RTC targata Napoli, a radio che parla tale quale a te. Ma il cuore non si può bruciare, è lui che sceglie chi deve amare. Il tempo passa ancora qua, stavolta a litigare, la gelosia non sa aspettare. Vorrei rifare la mia vita, cambiare tutto e non incontrare te. Ma tu che amore sei, che mi fai stare bene, poi mi lasci qui da solo. Che amore sei, ma che coraggio hai a dirmi amore ti amo e poi di notte stai con lui. Ma dimmi tu chi sei, non ce la faccio più,
Tu stai facendo a pezzi tutti questi giorni miei. Vorrei restare vicino a te, ma nel tuo cuore ci sta lui prima di me. Amore, sto da Claudia, 10 minuti, il tempo di arrivare. Sto tornando. Stasera tu volessi a dove sa sti mani e cancellare carezze nate. Volessi sentere una poco sta bella rida scura molla a me. Ma tu che amore sei, che mi fai stare bene, poi mi lasci qui da solo. Che amore sei, ma che coraggio hai a dirmi amore ti amo e poi di notte stai con lui. Ma dimmi tu chi sei, non ce la faccio più. Tu stai facendo a pezzi tutti questi giorni miei. Vorrei restare vicino a te, ma nel tuo cuore ci sta lui prima di me. Ma dimmi tu che vita è baciare lui dopo di me e far l'amore senza cuore, perché il cuore è qui da me. Amore non chiamarlo amore come me. RTC targato Napoli a radio che parla tale quale a te. Sintonizzati, ascoltala perché non ti sbagli. Un bacio da Gianni Fiorellino. Subito, qua Subito, su, morte subito. A morte subito, bravo, bravo, bravo. Ah. 081 0102 352, chiama. No, non richiamo il numero, basta. Pronto? No, basta, non lo dico più. Sì, chi sei? Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno Anna Lucia, sono Lucia da Barra, sono da mezz'ora qua. Ma stai a mezz'ora a Roma, non stai a mezz'ora? A telefono. Ma con telefono in mano? Con telefono in mano. Ma lo facciamo proprio un attentato a sti povera gente. Poverina. Come ci possiamo disobbligare con te, amica mia? Niente, per dirti prima cosa buongiorno a tutte e due. Buongiorno Napoli, buongiorno a tutte e due, ma in particolare a Gianni Fiorellino che è il mio ospite. E a lei, e a lei. Gianni, senti, Gianni, dimmi. io ti ricordo piccolino, ragazzino, anzi, quando vero. eri ragazzino eri bellissimo. Mi ricordo pure io che ero sei un uomo. Era bellilla, era piccolino e molto bellino. affascinante. Brava, e ta parola giusta, era uomo ma era molto affascinante. Significa che sto facendo i capelli bianchi, Sì. perché quando un uomo fa i capelli bianchi diventa affascinante. È vero o no? Sì, molto affascinante. Cosa Sì. vuoi sentire, Poi cara? la tua voce è Sì. insostituibile. Grazie tesoro, grazie mille. Però cosa vuoi ascoltare adesso? Dai, così A me vediamo di se mi accontentare. fa ascoltare bella. Bella, Va bene. va benissimo, non ti Poi c'è preoccupare. Anna Lucia, c'è mia nuora che impazzisce per Giatellino. Tua nuora Dalle un impazzisce. bacio. E allora di a tua nuora di organizzare qualche serata con Fiorellino. Contattala buona volta e lo facciamo venire a cantare, va bene? Allora, senti, io devo fare gli auguri a mia figlia Rita, Sì. che oggi è il suo onomastico. Tanti auguri. Che Sandarito oggi? Bacione Sandarito. forte a lei, E 22 con maggio un- tieni coccorrita? Rita, ti amo. Già pensato. Pensa un Auguri po'. anche da tua sorella Imma e da Jessica. Va benissimo, ok. Un bacione a te, Anna Lucia. Un bacio, bacione, grazie. Gianni. Grazie, Grazie a tesoro. voi che ci chiamate sempre, grazie. Ciao. Un bacio, Grande bacio. un bacio all'amica Lucia da Barra, un bacione forte per tutti i comitati festa di Barra, Coppa Mastellona, Miesa Piazza, Dorione Villa, Barra, insomma per tutti gli amici che organizzano delle belle feste. Mo iniziamo il mese di giugno fino a settembre,
ci stanno alzate regia, mangiare. Hai voglia. Hai voglia, ma fa. Fa cim. Sim sangue napolitano, in siamo sangue napolitano, in coppe giglia. 081 0102 352 oppure mandate i vostri sms al 347 259 7021. Vai. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi sei? Un salutone grande a tutti e due, siete fantastici. Grazie, chi sei? Con chi parliamo? Mi chiamo Dora Sciacca, Dora, da dove ci chiami? dal Vomero. Dal Bene. Vomero. Dora, però tu hai parlato, lei è qua a noi, eh? Ma io sono napoletana verace, però essendo che c'ho i bambini piccolini non vorrei dare questo... Questi slang? Sì. Però tu considera una cosa. Considera che Totò, De Filippo, non so, ai tempi d'oggi Nino D'Angelo per esempio, no? Hanno comunque portato avanti una generazione, forse più generazioni, con una lingua che è a tutti gli effetti una lingua riconosciuta dall'UNESCO e che fa scuola, quindi parlato bene con educazione il napoletano è come se fosse un inglese, quindi non deve essere una seconda lingua, deve essere la nostra madrelingua e poi dopo se vogliamo comunicare... Io sono di Napoli. Ma infatti noi siamo tutti napoletani. Siamo tutti Una napoletani. cosa è parlare in napoletano cosiddetto sguaiato. Viaggi dei librai. Figurati, allora quanto più... San Biagio Librano, poi qua con cinque furcelle, La giusto? borghesia napoletana, Brava. cioè il suono borghese napoletano è bellissimo, cioè è proprio bello, capito? Cioè, non è... Poi le calate che ognuno fa a modo su quello, poi è dialetto personale, ma è un'altra cosa. Ma quello capita pure a Milano, no? Uè, come stai? È bruttissimo. Compagnami, come stai? Capito? La stessa cosa. Bravo, vabbè, torniamo a noi. Torniamo a noi, amica mia, cosa ti facciamo ascoltare? Niente, io voglio dire complimenti per la trasmissione. Sì. Grazie a lei che è sua la trasmissione. Siete di ottima compagnia. Sì. Ho inviato 2 sms sinceri, sia per Anna Lucia che per Gianni. Ora li leggiamo. Vediamo. Il Che tuo cosa nome, ti qual è il possiamo tuo far nome? sentire? Dora Sciacca. Dora Sciacca. Sicuramente dopo, ecco, appena ce li mandano noi li leggiamo. Però quelli che non vengono letti ora in diretta vengono passati sullo scrollo sotto la trasmissione. Va bene? Va bene, amica? Senza problemi. Senti, posso chiedere una canzone? Quale? Favole. Va bene, te la mandiamo subito. E poi Anna Lucia, a te è un piacere. Per me è una luce. Il mio nome è proprio originale all'anagrafe, Anna Luce. Lo so perché già ci fate il biglietto aereo, quindi lo so. Anna Luce. Cioè, abbiamo chiamato pure tu Anna Luce. Anna Luce, è più bello. È più bella Anna Luce. Illumina. Illumina. Sì, Fiorelli ha messo tutti illuminati. Chi viene alla luce illumina. Sì. Un bacio. Dimmi, Buongiorno, amore. buongiorno. Sei bellissima e solare. Grazie, amore, ma adesso sono molto più solare. Da donna. Lo so. Molto più solare perché tu mi hai chiamato e poi comunque perché mi hai visto con gli occhiali da sole e sono diventata ancora più solare. Va bene? Sei bella naturale. Sono bella naturale, brava. Bene. Allora, questa canzone è tutta in dedica per te e per tutto il Vomero. Una buona giornata e un buon lavoro. Altrettanto, Grazie, un anche bacio. da parte nostra. Ciao. Ciao bella. Favole, le nostre favole. Noi ricordiamo che siamo sempre in diretta su RTC Targato Napoli, la radio in televisione che ha parlato tale e quale a te in questo caso. Oggi ha parlato tale e quale al mio amico Gianni Fiorellino. È vero. Hai parlato proprio napolegna. Ma io così sono. Fanno tutto al contrario. Aspetta, come avia smerza. Pure uno pacchera smerza. Un pacchera smerza, bravo, via cucciarella. Ciarello. E Tiana. Non fa stizzi i panni in lavatrice. Certo. Ma così noi parliamo. Si scagnano. Io non vedo l'ora di avere un bambino e insegnargli come si parla in napoletano. Poi hai detto che dovevo svelare il segreto, sei tu che lo stai svelando. No, ho detto non vedo l'ora di avere un bambino e insegnargli a parlare il napoletano. Cerca di farmi organizzare prima. Va bene regia, mettiamola come sottofondo musicale. Intanto saluto gli amici che ci sono venuti a trovare adesso negli studi. Come sempre, vengono sempre belle visite. Solo bella gente come noi possono venirci a trovare. Ci mancherebbe. Come Leggiti un po' di messaggi. Occhiali? Bene? Anna Lucia, voglio dirti che
ad amici ora ci sono due talenti, c'è il ballerino Vincenzo Napoletano che è bravissimo, ha vinto la categoria ballo, e c'è Deborah, una grande cantante che merita di vincere. Forse non lo segui perché l'anno scorso ha vinto un ballerino e sta avendo un successo esagerato. Ti stimo, ma forse non sei tanto aggiornata su questo. Ma lei andava in linea di massima. Ecco, bravo. E poi comunque io non seguo i programmi di media, seguo i programmi napoletani perché faccio musica napoletana, ne sono molto fiera di avere a che fare con i cantanti napoletani. Grazie. Vai, leggi tu SMS, leggi sempre sei tu. un tenerone, sei cucciolo, sei dolce, sei bellissimo, sei semplicemente il mio piccolo, grande, eterno amore. Ti voglio bene, amore mio. Baci Claudia. Grazie Claudia. Claudia, però è organizzata una festa a Mondragone. Quando è bella la facciamo? Mondragone, la stagione. A si può Mondragone fare? con pacchi lida. Ma pure mezzo là. Mezzo alla piazza. Pescopagano. Pescopagano. Buongiorno Anna Lucia e buongiorno pure a te. Ciao Gianni, sono Anna da Bosco Reale, sei bellissima, vorrei ascoltare un matrimonio napolitano. Non è un matrimonio, è un matrimonio napolitano. Comunque siete forti, un bacio. Va bene. Questa è la nuova però, perché quella che ho io è quella la vecchia. L'originale. No, quella che tengo sempre matrimonio napolitano si chiama. Ma questa qua di mo' che anche fa parte del matrimonio, qual è quella? Ah no, quella è Tu ne sei uno, che c'è l'Ave Maria, dici? L'Ave Maria dentro. No, quella si chiama Tu ne sei uno. Invece ritorniamo di nuovo alla nostra sigletta, regia. Ciao Anna Lucia, sono Tony da Ponticelli, complimenti per la trasmissione, ottima sintonia con Gianni Fiorellino, salutami sul brano Tu ne sei uno, per Valentina da San Giovanni. Un bacio forte per l'amico da Ponticelli e anche per Valentina. Sì, amo, perché neanche l'ente va vista. Ciao, sono Gaia da Versa, finalmente è arrivato il mio idolo, lo amo, sei bellissimo Gianni. Mi dedichi la canzone Il Principe. No, è 6 mesi fa, azzurro. La dedico a tutto lo staff speciale. Stanno nel disco questo. A te, Anna Lucia, vi voglio bene. Buongiorno Anna Lucia e Gianni, un bacione sempre alla grande. Un ringraziamento ai fratelli Marigliano, che grazie a loro c'è sempre il sole nelle nostre case. Un bacio, mi sono arraugliato, un bacio da Cristian Cozzolino. Un bacio per Cristian Cozzolino, che è un amico che ci segue ogni mattina. Infatti non stavo dicendo il numero e il telefono squilla, rispondi. Pronto? Ma ecca. Caro è. In studio che Lo stiamo studio registrando. No, qua è da Riboulet. Da Claudio Riboulet. Che poi è stato quello che mi ha fatto lo studio a me. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Anna? Sì, Anna, chi è? Sono Juventino. Mo te voglio io. Che sei geni. Arrivederci a tutti, buon pomeriggio. Posso dire una cosa? Sono anche fortunato che vedeva più subito da lì. Allora, tesoro, ti posso dire una cosa, ma secondo me hai sbagliato canale. Perché non ho capito? Perché non puoi parlare con me, perché io non posso mai essere un'amica tua. Allora con Gianni Fiorellino. Con Gianni Fiorellino puoi parlare perché lui per un periodo ha vissuto al nord, però non ha pigliato niente al nord perché è napolitano. Dio perdona coloro che non sanno quello che fanno. Bravo. Insomma è bello. Te reciti pure la Bibbia stamattina. Senti, mi sa a fare panni dalla lavatrice stamattina, che hai fatto bianco e colorato. Sono bianco nero stamattina. Vedi che le mi si tocca contrario, le mettere via smerzo. Però dice la verità, la Juventus, voglio dire, l'ho detto già prima, è un grande club, poi ha avuto dei grandi giocatori, non si passi. Però è vero che è un po' triste perché già il bianco e il nero, insomma, non dà troppa luce. L'azzurro rispecchia il cielo, è azzurro, hai capito? Rispetto. Però guarda, dobbiamo rispettare guarda tutti. Sopra come c'è scritto Gianni Fiorellino, è scritto in azzurro, guarda quanto è bello. Anche se io poi tiro sempre per i colori bianco e nero. Ma pure lo studio mio è bianco e nero. Totalmente. Tu mi hai vestito come la Juve? No, a Juve strisci, questa è tutta. Vabbè, Cristian, facciamo la pace, dai, Facciamo la pace. Faccio la canzone di Italiana? Sì, sicuramente dopo te la passo, Dita. E anche un brano di Gianni Fiorellino, se è possibile. Va benissimo, dopo faccio. Ecco, guarda che ti sto facendo vedere, vedi? Ciao Cristian, un bacio a te e un bacio forte carnale per tutti gli juventini come te. Un bacio. Sì, salutiamo tu, ma figurati, ma noi giochiamo. Sì. Allora 081 0102 352, chiamate ancora in tanti perché manca ancora pochissimo. Guarda com'è cambiata la scrittura, ti rendi conto che con la K si mancano scrive chiusura? 4 minuti. No, ma adesso dice una cosa importante, guarda. Chiusura, capì? Guarda. È incredibile. No, che cosa? CHI. Regia. Ormai mettono la K. Figure con il mio amico Forellino. No, ma quelli pure io voto scriva così. Ormai è cambiato proprio tu. Però non ci possiamo permettere. Ma idem che significa idem? Uguale, lo stesso. A me mi hanno rimproverato. Perché? Perché quando mi mandano il messaggio ho scritto buongiorno. Io tu dici idem. Hanno detto no, non si scrive idem. Perché? Ha già scritto pure buongiorno. Perché è difficoltosa la persona alla da parte. Ma idem vuole dire tale e qua. Bravo. Pronto? Rispondi. Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno. Buongiorno, ciao Anna Lucia, sono Maria della Mastra Garzona.
Maria dalla Massaria Cardone, qua vicino proprio Conosco. Secondigliano. Ciao, Giusto? allora posso fare dei saluti? Sì, tesoro. Saluto mia mamma, Sì, i miei fratelli, sì, mio padre per la questa libertà, sì, a te, grazie. A a Gianni. Fiorellini. Grazie, Va cara. benissimo. Grazie. Anna Lucia, posso ascoltare una canzone di Colombo con una canzone? Tesoro, Tony Colombo non passa nella nostra programmazione. Magari se c'è spazio lo facciamo passare nel jukebox, va bene? Proprio vorrei ascoltare una canzone di Gianni Fiorellini, bella. Gianni bene. Fiorellino Bella, va Ok. benissimo, non ti preoccupare. Sì. Un bacio. Un bacione, ciao, tesoro, ciao, buona ciao. giornata. Allora, per tutte le persone che fanno delle richieste nella mia programmazione e non vengono passati i brani, c'è un programma dall'1 alle 2, quindi per le vostre richieste le ascoltate dall'1 alle 2. Va bene? Regia, facciamo i saluti o no? C'è ancora? Sì. Guarda Gianni, già passato. Siamo in chiusura. Ma mamma quando viene Natale? Dall'anno che bene? Quando vuoi tu. Basta fai che me lo la- dici pure il giorno quando prima fai io il vengo. Novanna? No. Ma a Sicuro? parte ne devo fare 28. Ma non mi aggiungere animo, E io già fa 17 e mezzo. 28 e 17. Senti, allora io Intanto ringrazio sempre il mio sponsor di tutti i giorni che mi fa tanta ma tanta compagnia. Andate al centro commerciale Le Ginestre e non solo, anche in altri punti vendita. Moody's, occhiali come me, occhiali come lui, ufficialmente come Rosario Miraggio, come Ida, e adesso glieli regaliamo anche a Gianni Fiorellino. Con piacere. Sicuramente li Con indosserà piacere. anche lui. Ci mancherebbe. Che dire, in mia compagnia Bella. il tempo è scaduto. Con Gianni Fiorellino ci rivediamo prossimamente di nuovo qua per mattina, magari. assolutamente sì, Anna Vieni Lucia. con Ida. Con molto piacere, Con anzi Ida, montiamo pure il perché piano e adesso ci stiamo divertiamo preparando un po'. questa cosa che assieme. tu fai insieme. Bene. Allora, niente, un che bacio dire? a tutti i tuoi telespettatori. Sì. Grazie all'emittente che Parliamo ci supporta. napolitano. Un bacio a te, bravo. a tutta la famiglia, Ok. buona volta. La famiglia buona volta. La luce di Anna Luce. La luce di Anna Luce. E niente, vi voglio bene, Allora, ci vediamo. Baci a benissimo, tutti. in mia compagnia domani con un altro amico degli anni 90, Ciro Rigione. Quindi il tempo è scaduto. No, lei è anni 70 però. Scusi Ciro, ma sì, sono anni 90 tu, Ti voglio bene, un bacio a Nel Ciro. senso dei neomelodici degli anni 90. Gli voglio un bene dell'anima, lui lo sa e poi me lo sì. saluti. Un Va bacio. benissimo. Allora mandiamo la pubblicità e subito dopo a taglio facciamo Gianni Fiorellino e poi vedete voi regia. Un bacio, a domani, ciao.